Questi sono prodotti agroalimentari tradizionali iscritti in un elenco del Ministero dell'Agricoltura. È una certificazione che consente a questi prodotti di avere una capacità in più di valorizzarsi e di proporsi al mercato. Sono tutti legati al territorio da un lato e dall'altro alla tradizione tipica locale e una serie anche di attori principali legati al territorio, come poi il contadino custode, prodotti che a noi serve moltissimo come messaggeri proprio del territorio stesso, quindi rappresentanti fondamentali di questa nostra Basilicata e di questo territorio in particolare che è il Pollino. La comunità del cibo si interessa di questo come di altre diciamo così, importanti iniziative che valorizzano gli aspetti della tradizione, che sono fondamentali ai fini proprio della produzione di un nuovo modello anche di sviluppo. Abbiamo a che fare ovviamente con una iniziativa, un'associazione di puro volontariato che mette insieme attori principali tipo la Regione, l'Ente Parco del Pollino, l'azienda Alsia, il GAL del territorio stesso, una serie di aziende che producono, una serie di associazioni e istituzioni anche locali, tipo per esempio istituzioni scolastiche, istituzioni di consumatori, cioè associazioni di consumatori che promuovono il prodotto locale tipico del territorio. Valentino Arleo, cosa stai facendo? Stiamo portando il grano carosella all'interno del nostro mulino. Qui siamo a Castronuovo di Sant'Andrea e nel nostro mulino maciniamo tra gli altri diverse varietà di grano antico, tra cui la carosella. Tra un po' iniziamo il ciclo di produzione di questa farina e dopo aver svuotato il sacco all'interno della tramoggia il grano viene setacciato e quindi vengono rimosse le varie impurità, la paglia, viene lavato e poi dopo può riposare per 24 ore ed asciugare. Quando il grano è pronto viene macinato, quindi questo grano si macinerà domani. Dopo un processo di 6 passaggi otteniamo la crusca e la farina a carosella, che è un prodotto prodotto agricolo tradizionale del Pollino, che fa parte tra l'altro del grande paniere della comunità del cibo. Mirë se erdhësh Konstantin, zoti sindaco Shumpaghi. Mirë dieta. Noi siamo qui a San Costantino Albanese, che è uno dei 2 paesi Arbresh della Valle del Sarmento, nel territorio lucano del Parco Nazionale del Pollino. Questa è una comunità fondata intorno al 1534 da profughi albanesi coronei provenienti da Korone, in Grecia, e siamo qui, abbiamo mantenuto uso, costumi e tradizioni dell'antica terra d'origine e tutt'oggi parliamo fra di noi in Arbresh. Questa è la chiesa madre, è stata realizzata intorno al 1600 ed è allestita secondo i canoni greco-bizantini, quindi è un paese che conserva tutt'oggi tutta la storia, come si dice, le tradizioni dell'antica terra d'origine. Quello che diceva il collega di San Costantino può essere rappresentato degnamente da questi bellissimi costumi fatti con la ginestra. La ginestra è una pianta selvatica che i nostri avi hanno portato dall'Albania trasformandola, riuscendo a fare dei tessuti di ginestra. Ecco, oltre alla ginestra abbiamo questa grande cultura dell'etnia arbrescia e soprattutto legato anche alle tradizioni religiose. Tant'è che da noi si celebra il rito bizantino sia in greco che in albanese. Questo è un prodotto tipico di San Costantino Albanese, è di origine bizantina, effettivamente è un pane che si porta durante la celebrazione del matrimonio qui a San Costantino. Da noi i matrimoni si celebrano soltanto la domenica,
per cui la famiglia dello sposo lo prepara il giovedì prima del matrimonio. Abbiamo dei simboli che sono gli uccelli che rappresentano gli sposi e naturalmente sono le famiglie che gli sposi vanno a lasciare. Abbiamo il nido che rappresenta la nuova e la vecchia famiglia, la vecchia casa, e abbiamo i serpenti che rappresentano Satana e le loro insidie e naturalmente sono di buon augurio perché sono molto fecondi. La comunità del cibo del Pollino è una grande realtà che nasce da una storia voluta fortemente dall'Alsia, che l'Alsia è stato promotore nonché regista di tutto questo processo. Attualmente il nostro grande interesse, il nostro grande intervento è quello di conservare per le prossime generazioni questo momento magico che siamo riusciti a costruire, al fine di poterlo tramandare attraverso una serie di azioni mirate che stiamo sempre più rafforzando nel territorio. Questo è un campo di segale, una vecchia varietà che si chiama Iermana. E questo è uno dei tanti campi di conservazione presso il nostro centro e quindi il nostro compito in questi anni è stato quello di censire tutte queste risorse genetiche presenti sul nostro territorio e dopo questo lavoro di censimento la nostra preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza tutto questo materiale e l'abbiamo fatto non solo attraverso la rete degli agricoltori custodi ma anche conservando questo materiale presso il nostro centro e qui proprio nel centro dell'Alsia di Rotonda conserviamo un bel po' di materiale. Parliamo di 35 varietà di vite, parliamo di una ottantina di varietà tra pero e melo e ciliegio, parliamo di un campo catalogo di una ventina di specie officinali, ma parliamo anche di specie differenti come la rosa canina e una serie di ortaggi, di ortive che noi conserviamo e caratterizziamo presso il nostro centro. E il materiale a nostra disposizione è tantissimo perché parliamo di più di 1000 varietà differenti, più di 100-120 specie differenti, quindi un bel patrimonio che noi vogliamo conservare attraverso non solo la rete degli agricoltori custodi, i nostri siti di conservazione, ma anche attraverso la nostra banca del germoplasma che è presente presso il nostro centro. Guardate che spettacolo, questo è il Pollino, siamo ovviamente in Basilicata, questa è la zona di San Severino Lucano, ma vi ho portato qui per farvi vedere questo è una vecchia varietà di pero, però innestata. Perché innestata, Domenico Cerbino? Questo è un'esperienza che stiamo portando avanti da un po' di tempo, che è quella di trasferire tutte le risorse genetiche che noi abbiamo censito in questi anni in questi ambienti seminaturali. Per cui su questa pianta antica abbiamo innestato una varietà di pero che è la pastura, che è quella pianta che avete visto sotto, che è una pianta patriarcale, quindi una vecchia varietà che noi abbiamo conservato. Ma la cosa curiosa è che questo è georeferenziato. Sì, ogni pianta che noi abbiamo innestato in questo ambiente abbiamo preso le coordinate, l'altitudine, in modo che noi sappiamo in qualsiasi momento qual è la varietà che abbiamo innestato. Quante ce ne saranno più o meno? Ma qua saranno almeno 200 piante innestate e tutto il materiale di pero e melo, perché parliamo di pero e melo, innestato in questo ambiente. Siamo al cospetto del Patriarca, in località Mezzana Torre. Questo è un pero pastore. Ha sfamato tante famiglie di queste in questa località. Questo pero si pensa abbia 300 anni e lo dimostra anche la sua circonferenza, che è di 4,40 metri. Questo pero d'inverno ha la caratteristica di diventare marroncino. Viene chiamato anche pera cioccolato per il suo gusto dolce che richiama anche un pochino il cioccolato. Faccio parte della Vavilov, un'associazione che si occupa di biodiversità
che ha il compito di recuperare, preservare e valorizzare le antiche varietà, come questa antica varietà di pera del Pollino, oltre a queste antica varietà di pomodorini rossi e gialli di Castronuovo di Sant'Andrea, che rischiavano di scomparire. L'associazione ad oggi conta circa 200 iscritti, tra cui gli agricoltori custodi del Pollino e del Lago Negrese, che diciamo sono parte integrante del progetto che ha avviato la comunità del cibo in Basilicata. La biodiversità delle colture è una caratteristica fondamentale che determina la qualità dei cibi, anche quelli tradizionali. E le moderne tecnologie genetiche possono essere di fortissimo aiuto a supporto delle produzioni locali. Il centro ricerche Metapontum Agrobios, in cui oggi siamo, il centro di eccellenza dell'Agenzia, dispone di tecnologie genomiche, di sequenziamento e di tecnologie per studiare le piante e il fenotipo, quindi le caratteristiche delle piante, e con queste tecnologie molto sofisticate aiutiamo i produttori a proteggere e a qualificare meglio le loro produzioni. Le due tecnologie sono il sequenziamento dei genomi, quindi la caratterizzazione del profilo genetico che consente di individuare le differenze tra i vari genotipi, e le tecnologie che studiano le caratteristiche delle piante attraverso immagini che sono fortemente robotizzate e consentono di studiare il fenotipo in maniera molto efficiente. La comunità del cibo del Pollino Lago Negrese in Basilicata è la prima comunità del cibo in Italia. Quando proponemmo al Ministero di attivare questo istituto, questa sorta di metaluogo, furono sorpresi perché era la prima volta, era troppo presto per disciplinare, per regolamentare un qualcosa che era stato fortemente voluto ma che ancora non si sapeva come avrebbe potuto funzionare. In realtà qui sul Pollino e in questo comprensorio straordinario, protetto, vicino, adiacente al parco del Lago Negrese, in realtà si realizzava una sinergia incredibile da tempo tra soggetti pubblici e privati, tra cooperative, tra agricoltori custodi, tra società, tra agriturismi e istituzioni. L'Alsia, che è stato il filo rosso di tutta questa storia di valorizzazione della biodiversità locale, e l'ente parco del Pollino, l'ente dell'Appennino Lucano e poi il comune di Rotonda ovviamente. Attorno a questo tavolo virtuale, prima e poi fisico, si sono incontrati tutti questi soggetti per raccogliere le loro idee, per metterle a frutto, per scambiarsi valori, per know-how e soprattutto per promuovere nuovi progetti. La comunità del cibo quindi da 3 anni a questa parte, quasi 4 oramai, riesce a promuovere l'agrobiodiversità di questo immenso e straordinario comprensorio, proponendosi sempre con nuovi progetti, con nuove idee che intercettano finanziamenti pubblici, finanziamenti privati, ma che raggiungono soprattutto un unico grande obiettivo, quello di valorizzare l'agrobiodiversità di questo straordinario comprensorio lucano.